Continuano le giornate del sesto master di scrittura al Polo Culturale San Lorenzo sul tema della sostenibilità, organizzato dalla Strada degli Scrittori, dalla Treccani Cultura e dalla Treccani Academy. Nella seconda giornata diversi e qualificati relatori che sono intervenuti sul tema, tra cui Letizia Casuccio che ha parlato di cooperazione, Enrica Arena del riciclo, sulla consapevolezza è intervenuto Alberto Tasca d'Almerita, la testimonianza di Andrea Bartoli e Florinda Sarieva sulla rigenerazione urbana, quindi Davide Sembari sul tema delle smart city. Il corso sarà operativo fino al prossimo 14 luglio. Il tema della consapevolezza e della cooperazione con Letizia Casuccio, Coop Culture, e con tanti altri protagonisti, a cominciare dal notaio Bartoli e dall'avvocato Florinda Saieva di Cultural Farm, ci consentono di entrare di sviscerare i temi della sostenibilità per tentare di creare un mondo a misura d'uomo, come si cerca di fare in una Favara che attraverso la Cultural Farm cerca di liberarsi da vecchi marchi, proponendosi al mondo come un luogo dove visitare una galleria d'arte moderna a cielo aperto. Giorno 11 un importante appuntamento alla presentazione del suo libro dedicato a Francesca. Sì, è il libro con il quale ho tentato di colmare una lacuna, l'attenzione su Francesca Morvillo, che non era soltanto la moglie di Giovanni Falcone, cosa importantissima, ma era magistrato, figlia di magistrato, sorella di magistrato, è impegnatissima con il pool antimafia e infine anche partecipe del processo d'appello contro Vito Ciancimino, ma poi soprattutto questa storia d'amore in tempo di guerra che sarà raccontata da Don Luigi Ciotti e da Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire, con il coordinamento di Alessandra Siracusa e la partecipazione del vescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. E quindi con loro cercheremo di ricordare questi grandi uomini, questa grande donna, a pochi giorni dall'anniversario di un'altra terribile sciagura, la tragedia, la strage di Via D'Amelio il 19 luglio. Allora, sicuramente noi operiamo nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ma anche dei locali, ma anche dei privati, e per noi uno degli elementi fondamentali su cui si concentra in particolare tema su cui si concentra il mio lavoro è proprio quello di creare una città, un territorio smart, e ai vertici ovviamente dei requisiti per creare un territorio intelligente, quindi che sposi la tecnologia, però c'è la sostenibilità, che è una cosa molto invece, se vogliamo, umana, molto meno tecnologica di quanto si pensi. Questo connubio consiste principalmente nel mio lavoro. Ci sono degli esempi in questo senso da portare come esempio, appunto? Ci sono degli esempi di città in questo posto, anche in Sicilia? Assolutamente sì, in Sicilia stiamo lavorando già da 2 o 3 anni, in particolare lavoriamo per il Comune di Messina, stiamo costruendo un progetto, ormai in realtà sono tanti progetti che si stanno sommando, che hanno proprio lo scopo quello di rendere la città più vivibile, più sostenibile, sia dal punto di vista idrico, sia dal punto di vista del monitoraggio delle frane, il monitoraggio dell'abusivismo, il monitoraggio e anche la garanzia di quella che è la sicurezza, che è un altro tema della sostenibilità, perché una città sostenibile è una città in cui comunque la cittadinanza, la popolazione riesce a sentirsi a suo agio e riesce quindi a coltivare la città. Ecco, lei ha avuto modo di vedere a Agrigento, se è possibile, un progetto del genere? Ancora no, ma sicuramente presto c'è la possibilità di farlo. Oggi, come ben sappiamo tutti, per fortuna, anche in base alle vicissitudini che abbiamo avuto in questi 2 anni, ci sono come mai investimenti e volontà di investire. Abbiamo scoperto il valore sempre più forte della sostenibilità, perché ulteriori eventi ci stanno facendo capire che l'adattamento climatico è un aspetto da tenere in considerazione in maniera prioritaria, quindi sono sicuro che si potranno fare dei progetti. Il PNRR in questo senso ci può aiutare in qualche modo, secondo lei? Il PNRR è uno, spesso non si conosce quanto è enorme l'ammontare di finanziamenti, ma già da prima che ci fosse la pandemia e che quindi fossero
nuove tipologie di finanziamenti. Ecco, dai finanziamenti regionali a quelli nazionali, centrali, a quelli europei, grazie a questi si possono costruire partenariati tra città e privati e costruire nuovi modi anche di pensare, che è un altro aspetto fondamentale legato alla sostenibilità, il cambio culturale. Ma nella classe politica c'è questa coscienza verso la sostenibilità ambientale? Allora, secondo me la coscienza c'è, è fortissima, però c'è anche nei cittadini, c'è un passaggio fondamentale che manca, l'attuazione. Spesso è quello che facciamo anche noi, cioè portare un'idea in realtà. Quello non è per niente facile, è facile cominciare bene, finire bene è già un po' più difficile. Ecco perché questo percorso va attenzionato in maniera particolare. Le sconfitte ci sono, certo. Ok? Questo bisogna tenerlo in considerazione, ma non sono tutte così, non bisogna mai arrendersi. È un appuntamento bellissimo, intanto perché è un livello culturale dei ragazzi importante, quindi avere una platea che interagisce è sempre stimolante. Devo dire che alla mia età i ragazzi sono quelli che stimolano di più, perché sono quelli che mettono in discussione tutti i luoghi comuni che noi abbiamo, e quindi è affascinante lavorare con loro. Il tema è un tema presente e anche fondamentale per il nostro futuro, e quindi credo che sia stata una partecipazione con molta passione. E ha portato la sua esperienza, l'esperienza della sua azienda di vini, insomma famosa ormai non solo in Sicilia ma in tutto il mondo. Sì, ho raccontato quello che noi abbiamo fatto e quello che nell'arco di questi anni sono state probabilmente le chiavi di successo. Poi i trucchi non esistono più di tanto, bisogna lavorare, dare passione, stare con i piedi per terra e andare dritto. Cosa dire ai ragazzi che stanno seguendo il corso? Che consiglio dare? Non mollate mai, credete, abbiate fiducia e sognate. Io credo tantissimo nei sogni, i sogni possono essere realizzati, devono essere concretizzati, serve sapienza, consapevolezza, ma tutte le sfide si possono raggiungere. Sì, portiamo questa testimonianza all'interno di questa iniziativa così importante della storia degli scrittori della Fondazione Treccani. Siamo onorati di poter partecipare e fare una chiacchiera con i ragazzi. Ecco, quale esempio da portare ai ragazzi, quale messaggio lanciare anche in virtù di quello che lei ha fatto a Favara? Il messaggio più importante credo che sia quello che le cose possono cambiare. Quando qualcuno vi dice che la Sicilia è quella del Gattopardo e che le cose sono così e resteranno così per sempre, pensate alla Farm. Non è vero, le cose possono cambiare in meglio, dipende da noi, dal nostro impegno, dalla nostra determinazione, dalla nostra capacità di lottare contro le filiere del male. So che ci sono dei progetti di crescita da parte della Farm, ce li può anticipare brevemente? Farm ha deciso di intraprendere un percorso di espansione e ha aperto un presidio molto importante sul Mazzarino con 2 dispositivi, uno che è The Embassy of Farm, che è l'ambasciata di Farm, e l'altro che è Plurals, che è proprio uno spazio per teenager proprio rivolto agli adolescenti per costruire uno spazio che possa creare una nuova dimensione di consapevolezza e di responsabilità delle nuove generazioni.